Agrigento, nella chiesa di San Pietro, si è svolta in presenza della segreteria regionale l'assemblea provinciale di Conf Cooperative. Tra adempimenti statutari, rinnovo degli organi direttivi e tracciato di prospettive. Direi che oggi è un momento particolare della vita della Conf Cooperativa in Sicilia perché ad Agrigento stiamo celebrando una delle assemblee territoriali che ci porterà al rinnovo complessivo degli organi, ma non solo degli organi, il prossimo 27 a Palermo. Perché dico perché non solo degli organi? Perché Conf Cooperativa è dentro un grande progetto di riorganizzazione che porterà ad un'unica organizzazione regionale, seppur con un forte radicamento territoriale, quindi anche Agrigento manterrà i suoi organi territoriali, ma un'unica organizzazione dal punto di vista gestionale per una finalità specifica che è quella di accompagnare un processo di cambiamento che le cooperative non solo in Sicilia ma in tutta Italia stanno affrontando, un cambiamento di tante variabili che rende talvolta complesso ma che offre grandi opportunità. Lo scopo della riorganizzazione di Conf Cooperativa è proprio questo, essere più vicini alle cooperative, essere più nelle condizioni di poter supportare i loro processi di sviluppo. Si sta svolgendo oggi l'Assemblea territoriale di Agrigento della Conf Cooperative, assemblea che coinvolge circa 300 cooperative della provincia di Agrigento, dei vari settori produttivi, dal sociale all'agricolo, al turismo, ai trasporti, ai servizi, alla produzione e al lavoro, all'edilizia. Si sta svolgendo dopo 4 anni con una novità importante, quello di una ristrutturazione generale della Conf Cooperative Sicilia. Si aboliscono le varie unioni nel territorio e rimangono dei comitati che reggono, diciamo, la politica dell'organizzazione a livello territoriale con una direzione politica e gestionale unica che è quella di Palermo. Tutto questo viene dettato da una conferenza organizzativa che si è svolta nel 2013 e che nel corso di questi anni si è dibattuto all'interno dei vari territori interessati e la Sicilia è addivenuta a questa soluzione, cioè dire di creare una organizzazione unica regionale e nei vari territori dei presidi che ancora governeranno, diciamo, la politica delegata da parte di Palermo. Questo ci fa sperare bene perché abbiamo snellito la gestione, diciamo, dell'organizzazione, anche perché ci sono sempre risorse, sempre meno risorse, quindi siamo stati in parte costretti e in più cercheremo di portare avanti la politica dei servizi che è quello che terrà in questi anni, come dire, le cooperative vicine all'organizzazione. Naturalmente quando parlo di servizi parlo di servizi a 360 gradi, non tanto la contabilità o le buste paghe, ma quanto i progetti della comunità europea, quindi noi faremo una scommessa importante per quanto riguarda la politica dei servizi e la politica in generale nei confronti, diciamo, del governo regionale che in questo momento ha disatteso, diciamo, tutte le aspettative non solo del mondo della cooperazione ma anche del mondo economico in generale.